buonasera, sono Massimo Girardi dell'Associazione della Dolomites. Mi scuso per questa piccola variazione di programma, ma essendo in servizio in Val di Fassa, diciamo, sono volato letteralmente qui appunto insomma, cercando possibilmente di rispettare anche i tempi. Io rappresento l'Associazione Transdolomites che si è costituita nelle valli di Fassa, Fiemme e Cembra nel 2006, attorno diciamo, anche ai temi della mobilità sostenibile, e poi diciamo, nel 2009 è entrata concretamente in azione, diciamo, uso questo termine, nel momento in cui in provincia di Trento si era aperto il dibattito attorno a Metroland, per cui tutti questi collegamenti di ferrovia di vallata più basati sull'alta velocità che il servizio, ecco, attorno alle valli. Dal 2009 abbiamo finanziato uno studio che è stato commissionato alla società Cunex di Bolzano, che è inteso, diciamo, proporre in termini di collegamento di valle la tratta fra Trento e Penia e Val di Fassa, passando attraverso la Val di Cembra, la Val di Fiemme e la Val di Fassa. Nel 2009 abbiamo avviato questo percorso di confronto con le valli, anche con la provincia autonoma di Trento, e nel 2013 abbiamo allargato il nostro raggio d'azione con due eventi, 2013-2014, due eventi che abbiamo tenuto a Milano, alla Camera di Commercio Svizzera, dove diciamo, abbiamo coinvolto, diciamo, un territorio molto più vasto e che ha inteso di proporre all'attenzione quella che fu la transdolomitica, cioè l'idea del Baudraco, dell'Alzerotti e del Paolo Smazurana. Diciamo, siamo in corso poi con degli altri studi, poi diciamo, l'Università di Verona ha avviato uno studio di ipotesi di percorso per la ferrovia Trento-Penia, e quest'anno abbiamo finanziato nuovamente come associazione due studi trasportistici, uno su quanto riguarda il potenziamento del trasporto pubblico su gomma e il secondo, diciamo, fa parte dello stesso percorso, il potenziale trasportistico collegato al scenario della nuova ferrovia. Ecco, la relazione l'abbiamo realizzata insieme a Matteo Sambrizi, in quanto abbiamo anche attivato una sezione di Transdolomites in Alta Valtellina che diciamo, ha come campo di lavoro la Valtellina, Regione Lombardia, la Val Münstein in Engadina, Svizzera, e la Val Venosta in Alto Adige. Qui c'è una panoramica di quello che sono, facciamo un percorso che parte a livello europeo da quello che sono le reti europee, i corridori europei. Abbiamo poi ristretto il nostro raggio, diciamo, di attenzione sulla macroregione alpina, questo il convegno del 4 dicembre scorso a Trento al Musa, appunto sulla macroregione alpina, e diciamo, i nuovi collegamenti ferroviari di vallata e transalpini, al quale ha partecipato l'Austria, la Svizzera, la Regione Lombardia, il Veneto, Alto Adige e Trentino, e ancora più nel cerchio giallo, diciamo, il territorio che più ci interessa. Ecco, una piccola riflessione: in 60 anni, dal 1870 al 1930, sono stati realizzati 16.500 km di ferrovie, di cui 1.500 in galleria. È cambiata poi la politica dei trasporti in Italia, dal 1950 in avanti sono state abbandonate varie tratte ferroviarie, sono state realizzate migliaia di chilometri di strade e di autostrade. E dal 2000 a oggi, diciamo, poi con una novità, diciamo, in termini di viabilità, le migliaia di rotonde che sono state realizzate, poi, diciamo, con effetti più o meno vantaggiosi o discutibili. Ecco, per cui, diciamo, la riflessione che poniamo è che, appunto, se l'aver investito sulle strade è stata la scelta giusta, e qui, diciamo, queste sono immagini molto, molto semplici e molto concrete che indicano quanto, diciamo, a parità di unità che si spostano, quanto, diciamo, il rapporto di spazio che utilizziamo sul territorio. E poi anche questa slide, il numero di persone che attraversano una sezione urbana di 4 metri in un'ora. Vedete quanto bassa il rendimento trasportistico dell'automobile e come a seconda del mezzo più dolce, diciamo, il modo di spostarsi, quanto maggiore aumenta, diciamo, la capacità di trasporto sul territorio. Ecco, qui una piccola riflessione di tipo ambientale, cioè sappiamo cosa deriva dal trasporto, dalla mobilità privata, cioè inquinamento atmosferico, e dunque le scelte che dobbiamo adottare per il futuro, e ovviamente anche quelle che sono le evoluzioni del modo di spostarsi. Ovviamente il trasporto pubblico migliora in termini di comfort, di servizi, di riduzione del consumo energetico, cambia comunque e cambierà anche l'utilizzo dell'auto, per cui il car sharing e tutte quelle soluzioni di mobilità condivisa. E poi anche, diciamo, poi anche sull'ultimo chilometro c'è la mobilità sulle piccole distanze, che è quella strategica. Anche qui, diciamo, l'aumento dell'utilizzo della bicicletta, dei veicoli elettrici, tutte queste diverse soluzioni.
E poi c'è il cambiamento generazionale, che è quello fondamentale. L'esperienza che stiamo avendo con i giovani indica come diciamo, la nostra generazione, quanto sia vecchia, quanto sia cieca, diciamo corta di vista, come diciamo in Val di Fassa, e come invece parlare di mobilità sostenibile, di ferrovia, attecchisca, e come si vede anche proprio il modo di ragionare diverso delle generazioni dei giovani, e questo sicuramente ci fa ben sperare. Ecco, vengo diciamo poi alle idee, diciamo, ai ragionamenti che stiamo promuovendo come associazione. Ecco, diciamo, in rosso sono questi i corridoi dei trafori ferroviari, tra quelli in progettazione e quelli realizzati, per cui la Torino-Lione 57 km, l'apertura prevista nel 2024. Badate agli importi, perché poi arriveremo anche a questo, c'è diciamo, la stima di più di 10 miliardi di euro. Poi l'Ösberg 34 km e 6, più di 10 miliardi di euro di investimento, l'apertura nel 2007. Il traforo del San Gottardo, che verrà inaugurato nel giugno di quest'anno, anche qui più di 10 miliardi di euro in autofinanziamento. Il traforo del Brennero 62 km, più di 10 miliardi di euro, e l'apertura prevista nel 2022. Il Fereina in Engadina 20 km di tunnel, attivato nel 2007. Il traforo del Furca 20 km, apertura nel 2007. E adesso diciamo, ci avviciniamo diciamo, al nostro territorio. Torniamo diciamo, al tunnel del San Gottardo che avevamo accennato, al Fereina, al traforo del Brennero e all'Idea. Logicamente noi abbiamo dei collegamenti nord-sud. L'idea è quella diciamo, di completare quei collegamenti ovest-est, diciamo, in modo che diciamo, si giunga al completamento del mancante. Ecco, per cui le due zone, ecco, quella di Bormio, c'è la Valtellina, le valli del Noci, le valli della Visio, per cui Cembra, Fiemme, Fassa, e poi spostandoci a destra nella zona di Livigno. Ecco, entriamo diciamo, nei ragionamenti che stiamo facendo. Ovviamente poi servono anche dei studi aggiuntivi, ma diciamo che comunque c'è stata fatta anche una stima a questo riguardo. Allora, guardando ai collegamenti mancanti, il progetto dell'elettrificazione della tratta Merano-Males in provincia di Bolzano, i 50 milioni che sono già stati finanziati, per cui diciamo, si sta lavorando alla progettazione. Sono in corso i lavori di raddoppio della galleria dell'Albula nelle 14 regioni. Sono in corso i lavori di miglioramento della Lecco-Tirano per 10 milioni circa di importo. Il progetto di elettrificazione della Lecco-Como per altri 50 milioni. Abbiamo poi in corso lo studio di fattibilità per la ferrovia della Val Gardena. L'assessore Florian Musner, assessore ai trasporti della provincia autonoma di Bolzano, da qui la visione del collegamento fra Bolzano e Cortina attraverso la Val Gardena e la Val Badia. Ecco, lo studio, diciamo, non siamo a livello di studio di fattibilità, è uno studio, diciamo, comunque ipotesi di percorso dell'Università di Verona che è stato promosso, e diciamo l'impegno della provincia di Trento comunque a proseguire per lo studio di fattibilità per il collegamento della ferrovia Trento-Cembra-Fiemme-Fassa, per la quale prevediamo con un tunnel il collegamento con la Val Gardena, per cui diciamo un ragionamento di rete, ecco, non ferrovie fini a se stesse, ma diciamo che abbiano una continuità da un versante all'altro. Poi lo studio di fattibilità per il traforo dello Stelvio da parte della Regione Lombardia, da qui il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e la provincia autonoma di Trento. Ecco, diciamo poi anche questo in verde l'idea appunto di questi collegamenti trasversali. Allora, cosa servirebbe e cosa manca? Con 60 km di nuova ferrovia si collega Milano a Bolzano, via Valtellina e via Valvenosta. Con 70 km di nuova ferrovia si collega Bolzano a Zurigo, via Bormio, Livigno, per cui abbiamo il collegamento sulla parte nord e diciamo che si sposta da ovest verso est. Con 87 km di nuova ferrovia si collega il Brennero con il San Gottardo attraverso la Val Venosta, la Valtellina, il traforo dello Stelvio e la Mesoncina. Poi abbiamo il collegamento a Venezia-St. Moritz attraverso le Alpi. Diciamo, di questo collegamento abbiamo appunto parlato in sede di Camera di Commercio Svizzera a Milano. 400 km via, allora abbiamo il collegamento superiore che è quello che la Belluno, Cortina, Val Gardena, Bolzano, Val Venosta, Bormio, Livigno, Engadina. Mancherebbe il tratto di 70 km Males, Bormio, Livigno, Engadina e i 75 km del collegamento fra Cortina e la Val Gardena.
Il collegamento della Valsugana, 345 km via Valsugana, Trento, Val di Sole, Edolo, Tirano, Bernina. Qui manca il tratto da realizzare, 60 km, che è la Malè, Edolo, Tirano. Tutti questi argomenti faranno parte del convegno internazionale che organizzeremo il 17 novembre prossimo al Muse, che inviterà Svizzera, Germania, Austria e ovviamente le regioni del nord-est. Ecco, nel collegamento nord-sud e viceversa, con 113 km di nuova ferrovia si collega Milano a Landec, per un totale di 305 km, mancano 73 km di ferrovia tra Tirano, Bormio, Rivegno e Engadina e 40 km a Scuol-Landec. Anche sulla proiezione di Landec è interessante il ragionamento che si sta facendo in Engadina su 4 varianti di collegamento fra l'Engadina e la Val Venosa, per cui anche il collegamento con Landec è... Ecco, qui abbiamo le stime di costo, ovviamente non sono definitive ma sono orientative, ma il ragionamento che proponiamo è che la somma di tutte queste proposte di nuovi collegamenti costano meno della realizzazione del traforo del Brennero, però diciamo sono strategiche per la messa in rete dei vari territori. Ecco, diciamo, il dar senso un po' al titolo del mio intervento iniziale. Ecco, per cui nell'esempio del corridoio del Brennero, il Brennero non solo come collegamento tra le pianure, tra il nord e il sud delle Alpi, ma come asse portante con il quale tra Trento e Bolzano-Trento ci si dirama all'interno delle vallate alpine, per cui ovviamente coinvolgendo anche i vostri territori. Ecco, gli obiettivi sono semplici, ma ovviamente sono molto diretti. Con un binario cosa possiamo collegare? 3 stati o anche 4 stati, cioè Svizzera, Austria, Italia, eventualmente anche Germania, i vari cantoni, Tirolo, Bolzano, Belluno, Trento, Brescia, Sondrio, Cantuti Grigioni. Ecco, questi approfondimenti li salto per una questione di tempo, anche perché posso eventualmente lasciare anche la relazione, ma vediamo gli altri obiettivi che possiamo raggiungere. Mettere in rete il patrimonio dell'umanità, la ferrovia elettrica, il convento di Münstein, le incisioni rupestri della Val Camonica, le Dolomiti, i monumenti storia e cultura, il Fortino dello Stelvio, Taras, Lorenza, Castelcoire, tanto per dare un esempio, come il significato di ferrovia è l'investimento sociale sul territorio, più che un'infrastruttura. Il collegamento fra i gruppi montuosi, Bernina, le Dolomiti, l'Ötztaler Alpen, l'Adamello Brenta, l'Orte Scevedale, conglobate in tutte queste zone, ovviamente anche le Dolomiti sempre. Le varie stazioni sciistiche, le stazioni termali, cioè è un ragionamento che sta facendo semplicemente la Svizzera quando promuove le proprie ferrovie, cioè come mettere in territorio attraverso, diciamo, le realtà che esistono sul territorio, i parchi naturali, i percorsi ciclabili, l'enogastronomia. Ecco, e qui i nostri contatti, diciamo, e questo fa parte della visione attorno alla quale stiamo lavorando e stiamo proponendo e attraverso la quale stiamo anche coinvolgendo le istituzioni pubbliche. Ovviamente per quanto riguarda la Valtellina, riprendendo spunto anche dall'intervento che mi ha preceduto, ovviamente è importante anche il dissesto idrogeologico della Valtellina, per cui ovviamente ci sono anche degli esperti nella nostra associazione che ovviamente hanno intenzione di approfondiranno anche questo aspetto, ma non è detto che intervenendo con un progetto ferroviario non si possa anche risolvere anche la situazione di dissesto idrogeologico anche nel territorio valtellinese, per cui diciamo che con un piccione andiamo, o come si dice, con una fava prendiamo più piccioni, ecco, scusate. Ecco, bene, io mi fermo qui come intervento. Desidero proporvi un video che è stato realizzato dall'Istituto Linguistico di Pozzo di Fassa nell'ambito di un progetto che abbiamo realizzato, proposto, seguito e diciamo, portato a conclusione come Associazione Tres Dolomites e con l'Istituto Scolastico, con il Piano Giovani della Val di Fassa. È stata un'esperienza di viaggio, che ha previsto degli incontri all'interno della scuola sul tema di turismo, mobilità, ambiente. E questa, diciamo, è l'esperienza. Siamo partiti dalla Val di Fassa, siamo andati in Engadina, siamo tornati, siamo partiti la domenica e andati il giorno lavorativo, tutto con i mezzi pubblici, e questa è l'esperienza, diciamo, il video che è stato realizzato da questo inglese,
corso del corso di Fassa, Bolzano, Valmenosta, Malles, Zernez, Berlina, di visite culturali e poi il Bush. Bisogna preparare quando si scende, no? Ma no. Sorridete! Quello che è stato fatto in provincia di Bolzano è stato quello di Gabatta prima di elettronica che si sposta in treno. Questi treni hanno tutti anche i bagni, per esempio, per i portatori dedica, per cui con la sedia a rotelle ti puoi muovere in treno, puoi andare in bagno, per cui hai la stessa libertà di una persona che non ha problemi di mobilità. Non so se avete notato, quando eravamo fatto qualche fermata a valle, c'erano anche turisti germanici con le biciclette, per cui c'è la ciclabile che per quello che trovate, che lo stesso vale anche per la Merano Malles, per cui la bicicletta, si può viaggiare con la bicicletta, sali in treno, scendi sul percorso da Merano a Malles, essendo che è talmente diffuso l'uso della bicicletta, soprattutto da parte dei turisti, allora qui diventa un problema trasportare le bici, perché o ci stanno le bici o ci sta la gente. Change my ways. Oh, maybe I'm wasting, maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it, I'm only ever lost in mine. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock, and the bastard's face kept changing. 9:40. Sono le 9:40. Myself a shock, and to add insult to injury, I can still hear dignity talk. Casio, Casio, please don't leave, Casio. Away.
Sara, cosa stai facendo? Ma devo fumare. Troppo tardi. Dai, dimmi cosa stai facendo. Sono dei parchi della città. Mi era arrivata. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Sofia, cosa stai facendo? Sto giocando. Che cosa devi fare? Ho sbagliato. Devo far arrivare la pallina laggiù. You're awful bright, you're awful smart. I must admit, you broke my heart. The awful truth, it's really sad. I must admit, I was awful bad. While lovers laugh and music plays, I stumble by and I hide my pain. The lights are lit, the moon is gone. I think I'll cross walk the streets alone and they're full of tears. And walk the streets alone and they're full of tears. One boy cornerstone. Siamo in Van Winstein, monastero, l'ho portato avanti per migliorare. You heard my voice. I came out of the woods by choice. The shelter also gave them shade, but in the dark I have no name. So leave that click in my head, and I will remember the words that you said. Left a clouded mind and a heavy heart, but I was sure we could see a new start. So when your hopes on fire, but you know your desire. Don't hold the glass over the flame. Don't let your heart grow cold. I will call you by name. I will share your role.
know your desire. Don't hold the glass over the flame. Don't let your heart grow cold. I will call thee by name. I will share your road. Mi dispiace del progetto che abbiamo condiviso con i giovani delle scuole e con i giovani porteremo avanti altre iniziative proprio avvicinate a queste tematiche, con dei tavoli appunto dedicati a partire dal prossimo autunno. Il 14 e 15 maggio proporremo, per me come da 7 anni a questa parte, queste esperienze di viaggio culturali, tutto attraverso i mezzi pubblici, partendo da Bolzano, sabato 14 marzo, pernottamento a Cernez, il viaggio su Bernina e ovviamente anche le destinazioni culturali. Ecco, un modo per capire come il treno riesce, diciamo, a collegare varie destinazioni, per cui non solo il viaggio, il trasferimento, ma diciamo proprio gli aspetti, i vari aspetti del territorio. Grazie. Grazie.